Perché sostenere un candidato come Orietta Salemi? Allora, come lista Verona Civica Salemi Sindaco, crediamo fortemente nella candidatura di Orietta Salemi, crediamo che dopo 10 anni si sia chiusa un'era politica, quella dell'amministrazione Tosi, e crediamo che Orietta sia una donna capace di visione, quindi di affrontare le sfide importantissime che la nostra città ha davanti e allo stesso modo affrontare i problemi quotidiani delle persone concreti. In che cosa la vostra lista è diversa dalle altre? Ma la lista Verona Civica Salemi Sindaco nasce con l'idea di tentare di rappresentare Verona a 360 gradi tramite lavoratori, lavoratrici e professionisti che operano in diversi ambiti. Sono rappresentati il mondo culturale, il mondo appunto delle professioni, il mondo dell'ambiente e tentiamo così di dare a 360 gradi una visione di Verona e portare ognuno di noi competenze e professionalità per tentare di migliorare l'esistente. Quali sono le vostre proposte principali? Allora, le nostre proposte principali sono, da un punto di vista culturale, noi crediamo molto nella fondazione dei musei civici di Verona per ridare un'autonomia di budget e di gestione al comparto culturale veronese. Sul temi ambientali crediamo che l'ambiente debba essere riportato in cima all'agenda pubblica, per cui bisogna ripartire attraverso una forte delega ai fondi europei all'interno del Comune per avviare i piani di efficientamento energetico, un nuovo piano di gestione dei rifiuti, un piano della mobilità sostenibile e un piano della sismicità della città. Per quanto riguarda anche l'innovazione, crediamo che Verona debba veramente entrare nell'universo delle smart cities, questo vuol dire servizi digitali per la pubblica amministrazione che rendano la vita del cittadino più semplice. E come ultimo, ci tengo a sottolineare il ruolo delle associazioni culturali che svolgono un ruolo fondamentale per la vita della città. Credo che a loro debba essere data più spinta e essere agevolato nel loro compito, come mettendolo a sistema. Quindi noi immaginiamo un comune che faccia bandi, soprattutto per quegli spazi che già il comune ha a disposizione, bandi per reti di associazioni che possano permettere a quei posti di rivivere e essere rivalutati.